Una buona serata a tutti i telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match anche questo venerdì. Parleremo di salute, parleremo di ambiente, parleremo di banche. Buonasera Ermanno, questa sera parleremo veramente di tante cose. Sì, parleremo della ricorrenza della fine della Prima Guerra Mondiale e daremo un'interpretazione un po' diversa da quelle che spesso si percorrono e spesso non sono molto veritiere. Quindi cercheremo di dare una interpretazione più concreta sui risultati della Prima Guerra Mondiale e cosa ha portato. Poi parleremo appunto dell'ospedale, del polo, il nuovo polo ospedaliero di Padova, che finalmente qualcosa si muove e l'università si sta attivando in questo senso e quindi è auspicabile che le cose procedano rapidamente perché è una fonte di energia e di economia per Padova. Poi parleremo naturalmente nel memento delle cose che non si muovono mai, che la burocrazia impedisce un regolare svolgimento, e poi parleremo dei disastri che la natura ci ha proposto e che noi non riusciamo a contrastare perché non riusciamo a gestire adeguatamente il nostro territorio. Certo. E questi sono gli argomenti che affronteremo nelle varie fasi di questa trasmissione, quindi chiediamo ai nostri telespettatori di avere un po' di pazienza e di seguirci. Certo, presento gli ospiti che ci accompagneranno in questa prima parte della trasmissione. Buonasera al professor Stefano Merigliano. Buonasera professore, direttore della clinica chirurgica terza all'Università di Padova. Corretto? Correggetemi, la dicitura non è corretta. Buonasera professor Umberto Cillo. Buonasera e grazie di essere qua, direttore dell'unità operativa complessa? Si dice così? Complessissima, del centro trapianti di fegato dell'Università di Padova. Buonasera a Giampiero Avruscio. Buonasera, lei è presidente dei primari dell'azienda ospedaliera di Padova, nonché primario di angiologia. Buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, prima di arrivare a quella che è la vostra materia che più vi compete, noi come sempre abbiamo in apertura le nostre ricorrenze storiche. Allora sentiamo innanzitutto la sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 4 novembre 1918. Finisce la Prima Guerra Mondiale con la firma dell'armistizio di Villa Giusti. Italia e Impero Austro-Ungarico mettono fine a 4 anni di guerra. Di fatto il 4 novembre entrava in vigore l'armistizio che era stato firmato il 3 di novembre, ma introduciamo il nostro dibattito, le nostre considerazioni con questo breve servizio. Vediamo. 4 novembre 1918. Entra in vigore l'armistizio siglato da Italia e Impero Austro-Ungarico nelle sale di Villa Giusti a Padova. Viene così messa la parola fine all'orrore della Prima Guerra Mondiale. 4 anni di guerra di trincea combattuta lungo l'arco alpino orientale e dentro il territorio italiano ed austro-ungarico. Un conflitto che fu una vera e propria carneficina. La Prima Guerra Mondiale costò all'Italia 650.000 morti e 1 milione di mutilati e feriti, molti di più di quanti erano gli abitanti di Trento e Trieste, territori contesi ma che erano già stati promessi all'Italia dall'Austria in cambio della non belligeranza. Ma allora perché l'Italia entrò in guerra? Per avere qualche vantaggio territoriale che avrebbe ottenuto comunque? La verità è che la Prima Guerra Mondiale fu soprattutto un grande affare per tanti industriali, per i politici corrotti, per burocrati e anche per alti ufficiali con agganci giusti. I guadagni che fruttarono le commesse belliche furono così ingenti che fu istituita una commissione di inchiesta parlamentare che sarà affossata da Mussolini dopo la marcia su Roma. Insomma, non c'era alcuna necessità di entrare in guerra se non per soddisfare grandi interessi economici e poi rivendicare i territori sotto dominio austriaco. Alla fine il bilancio è stato quello che conosciamo, un'ecatombe, milioni di vite spezzate, ma in nome di cosa? Il 4 novembre quindi è giusto ricordare, ma forse non celebrare, ricordare la memoria delle vittime di una guerra spietata e crudele, ma non voluta dalla maggior parte degli italiani.
italiani. Non celebrare invece quell'idea di guerra grande, fatta di eroismo e patriottismo, che fu il frutto di una mistificazione messa in atto solo dopo la fine del conflitto. Allora, eccoci qua rientrati in studio. Beh, insomma, noi in questo servizio abbiamo un pochino riassunto alcuni dei temi che vorremmo anche, come dire, condividere con voi e sentire quella che è la vostra opinione. Io inizierei dal professor Giampiero Avruscio, anche perché poi c'è da dire che anche Padova ha avuto un ruolo importante, no? in questo conflitto. Eh sì, la sanità padovana. Certo, diciamo. la grande guerra, come tutte le guerre, sono una grande tragedia. E se si pensa che quelli erano i ragazzi del 99 che andavano in guerra, sono giusti 100 anni, pensare ai nostri ragazzi del 99 che adesso si diplomano, lasciano il liceo e non so quanto effettivamente si conosce della storia non solo del paese ma anche della propria città. Io insieme al professor Rippa Bonati, che è professore di storia della medicina di Padova, abbiamo formato un comitato di cui fa parte il magnifico rettore, il presidente della scuola di medicina, il presidente della Croce Verde, della Croce Rossa, il presidente dell'Ordine dei Medici, il presidente della scuola di medicina. Perché questo comitato? Perché effettivamente in quella tragedia, perché le guerre non credo che le persone, i cittadini, il popolo voglia la guerra, no? Ci sono sempre interessi che muovono le fila. Però in quella tragedia, pure in quella tragedia, Padova si distinse sia dal punto di vista universitario, perché mancavano i medici, no? Poi in quella guerra è cambiata la tecnologia delle armi, cambiava anche la tipologia delle ferite, c'era necessità di studiare, no? Di queste. Per cui fu scelta dall'ora Ministero della Guerra Padova, dopo l'esperienza che fu fatta per la verità a San Giorgio di Nogara, fu scelta Padova come sede, questo è un esempio unico nella storia, per formare i medici che venivano da tutta Italia. Furono allestiti insomma dei corsi accelerati e quindi si formò questo battaglione universitario che poi andò nelle trincee. Ma non solo dal punto di vista didattico, universitario, Padova quindi si distinse, ma anche dal punto di vista assistenziale, sanitario, perché Padova divenne una città ospedale. Adesso noi parliamo di nuovo ospedale, si parla di 1200-1800 posti letto, ma all'epoca furono adibiti a ospedali tutte le strutture pubbliche, private, case di cura, collegi, scuole, eccetera, e accolsero fino a 14.000 posti letto in tutta la città di Padova, 170.000 feriti, e quindi è tutta la città che si mobilitò. Per cui questo comitato è stato formato, facendo sintesi, per chiedere al Ministro della Salute, al Presidente della Repubblica, alle autorità insomma, competenti, che almeno Padova fosse insignita della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, visto che nella seconda guerra mondiale Padova, l'Università di Padova ha avuto la medaglia d'oro per la resistenza, però in questa grande tragedia della Grande Guerra effettivamente questo manca, e credo che questa è un'occasione proprio per far conoscere le radici anche storiche di questa città, di come insomma fu l'espressione di questa grande solidarietà che Padova seppe esprimere, pur, ripeto, in quei fatti tragici della guerra. Certo, ecco, Avruscio parla di fatti tragici, ma rivisti oggi, pensare a 650.000 morti, ma poi in Europa furono milioni i morti, che senso aveva una guerra così? Umberto Cillo? Ma nessun senso, no, oggi vista mai, no? Una guerra ha senso, io credo, è anche troppo ovvio. No, stavo riflettendo mentre Avruscio parlava, guardando queste immagini. Io credo che
la mia generazione, quelle che vengono dopo, guardano questa immagine come un mondo, un film. Siamo talmente distanti da quella realtà. Però io ho avuto un contatto con la prima guerra mondiale attraverso mio nonno. Mio nonno era colonnello di fanteria, classe 1889, qualcosa di questo tipo, e ha avuto ovviamente parte importante nella guerra sul Piave, nelle nostre zone, nella regione di Asiago, eccetera. E non dimenticherò mai che lui passava intere serate a raccontarmi di questa guerra, con dei racconti da una parte avventurosi, chiaramente ricchi di episodi, eccetera, dall'altra parte anche ricchi di dettagli sul particolare, cioè la guerra di trincea, che non è soltanto la guerra dei morti, è la guerra dei geloni, è la guerra degli indumenti assolutamente inadeguati alle temperature, la guerra delle ulcere che questi ragazzi avevano, dei pidocchi, delle cimici, delle crisi di nervi dei ragazzi giovani che avevano messi in questi racconti fatti a un bimbo di 7 anni, mi sono rimasti dentro e la mia percezione della guerra è una percezione assolutamente di rifiuto, proprio anche in virtù di quell'esperienza di mio nonno. Quindi certo, milioni di morti, centinaia di migliaia di morti inaccettabili, mai giustificabili, ma poi anche il dramma di chi vive la paura quotidiana di poter non farcela ogni giorno. Insomma. Ecco, questo è il ricordo che ho. Certo, certo, soprattutto la prima linea. Professor Merigliano, una sua considerazione anche su questa guerra che è stata raccontata nelle scuole per tanti anni come una scuola eroica e di patriottismo, ma come dicevamo nel servizio, forse molti, invece forse la maggioranza degli italiani non aveva nessuna intenzione di... Quando è stato l'altro giorno che c'è stata la cerimonia a Trieste col Presidente della Repubblica, mi hanno colpito due cose. La prima, che nella cerimonia non di celebrazione ma di ricordo erano invitati ed erano presenti i rappresentanti degli eserciti vincitori e sconfitti. Cioè il concetto che la guerra, come è già stato detto, è una sofferenza, una tragedia di tutti, e quindi si deve incominciare a ricordare chi ha vinto apparentemente o chi ha perso, perché in realtà nessuno ha vinto, nessuno ha perso. E la seconda cosa, riprendo un'affermazione di Umberto, la nostra generazione, grazie all'Europa dopo la seconda guerra mondiale, non ha più conosciuto guerre. Allora in un momento in cui certamente l'Europa sta attraversando il concetto di Europa, un concetto difficile, un momento difficile, si vede solo, torniamo al discorso iniziale, l'Europa dei soldi, l'Europa degli interessi, ma l'Europa è anche quella dei nostri figli che fanno l'Erasmus, che girano, che si sentono più cittadini d'Europa, è il fatto che abbiamo vituperata, se vogliamo, ma la moneta unica vuol dire girare senza accorgersene, il fatto che ormai noi lo vediamo, io in questo momento nel corso ho 6 ragazzi Erasmus, 2 vengono dalla Polonia, uno dal Portogallo, uno dalla Croazia e uno dalla Francia. E devo dire che vivono con i 50 altri compagni di corso in un'assoluta trasparenza di vita, sembrano tutti cittadini dello stesso mondo. Quindi vorrei che, come ha detto lei prima, non celebriamo, ma ricordiamo quei momenti difficili, ricordiamo forse, come si può dire, la stupidità, l'ignoranza, la tragedia, però pensiamo anche quello che oggi abbiamo e che non vorrei che venisse buttato via. Cioè cerchiamo di prendere in mano, e prenderei anche l'esempio da questa cerimonia di Trieste, che era semplice, molto, molto poco retorica, in cui si vedevano delle persone ormai di tutta Europa che non credo che si pensi mai più di fare queste tragedie, perché l'Europa comunque ci ha dato tanti problemi, ce li sta dando probabilmente, ma ci ha dato anche, facciamo bene i conti, sono più di 60 anni che non conosciamo non solo la guerra, ma neanche
attriti interumani, cioè abbiamo sempre fatto dei passi avanti. Tutto si può migliorare, e c'è tanto da migliorare. Ecco, io colgo l'occasione di quello che dice, perché Merigliano, professor Merigliano, perché anche durante questa guerra c'è stato un avvicinamento delle parti indipendentemente dal volere dei grandi generali. Sull'altopiano di Asiago c'è una targa dove soldato ungherese, non ricordo il nome, e un soldato italiano si sono trovati di notte, si sono scambiati le sigarette, hanno fumato insieme, poi uno è dovuto tornare nella sua trincea, quindi non c'era odio tra le parti, l'odio veniva dall'alto. Un altro episodio è la nascita, la divulgazione dell'albero di Natale. Sì. L'albero di Natale nasce sul fronte franco-prussiano e c'è un francese che esce, alza una bandiera, esce a metà tra le due trincee e mette dei pacchetti di sigarette, no? E poi torna indietro. Allora esce un prussiano e va a prendere le sigarette e vedere cosa ha lasciato, perché hanno cercato di scambiare dei messaggi. Torna in trincea e torna fuori con un albero, un pezzo di pino, un albero di Natale, lo pianta lì e ci mette sotto delle derrate alimentari. I francesi escono, alla fine francesi e tedeschi si trovano tra le due trincee e fanno la festa di Natale. Come fanno gli ufficiali, e poi viene comunicato ai generali questo fenomeno che è dirompente, ciascuno spara ai propri soldati e quindi ognuno torna in trincea, ci sono i morti che si sono stati uccisi dall'ordine degli stessi militari. E questo vuol dire che quell'amore di patria piuttosto che quella volontà di fare guerra nei singoli soldati non esisteva. Viene in Italia altrettanto. Se uno partiva da Catania e andava a Trento non sapeva neanche dove andava. Parliamo che siamo nel 18. Ma vorrei spiegare il fenomeno dell'Italia di quell'epoca. Siamo a 15 anni da quando Bava Beccaris in centro a Milano, perché i milanesi, la rivolta dei milanesi per mangiare il pane, perché c'era la tassa sul pane, spara ad alto zero sulla folla, facendo una strage e dicendo: non mi fregate perché io non sono un austriaco, perché gli austriaci con le 5 giornate di Milano erano scappati. Dice: io non esco di qua. 15 anni dopo quelli non potevano essere patrioti. E quella strage diede inizio a poi quello che sarà l'omicidio del Umberto I, fatto da Bresci, che viene assoldato, arriva dagli Stati Uniti a Londra e se ne ha contezza perché chi paga il biglietto è Maria Sofia, che era la moglie di Francesco II di Borbone, che vuole vendicarsi, e poi naturalmente, e sono 3 quelli che dovranno fare l'attentato, ma chi effettivamente lo compie perché ha abilità in questo senso è Bresci. Questa è l'atmosfera. Allora, come mai l'Italia, che fortunatamente è rimasta fuori dal conflitto? Perché? È sufficiente e giustificato che 1 milione di morti tra civili e militari, perché noi contiamo i militari, ma quanti civili sono morti dopo la disfatta di Caporetto e successivamente? Ma non solo per il conflitto, ma di fame, perché non c'era da mangiare. Allora dico, tutto questo disastro era veramente necessario? Cioè, per liberare Trento-Trieste ammazza 1 milione di persone? Effettivamente il singolo, a parte i veneti che erano più vicini, quindi più sensibili probabilmente,
uno che veniva da Reggio Calabria, manco sapeva dove era Trento, si sapeva dove era Trieste, era uno che aveva un po' di cultura. Ma chi è che spinge all'intervento? Abbiamo il principale fautore dell'intervento, che è D'Annunzio, scappato in Francia perché è pieno di debiti. Se torna in Italia lo arrestano per truffa. I francesi lo riempiono di soldi, lui può pagare i suoi debiti, viene in Italia e si cominciano a comprare i giornali. E dove non si possono comprare i giornali, come l'Avanti, dove il direttore è Mussolini, viene finanziato perché si faccia un giornale per conto suo interventista. Alberto Poglio, che era il generale di Stato Maggiore dell'esercito, viene ammazzato a Torino in maniera molto discreta. Quindi è quello che sosteneva la triplice alleanza. Non voleva rompere, però non voleva nemmeno intervenire. Loro hanno torto, hanno fatto la guerra, s'arrangiassero. Quindi abbiamo delle posizioni, ma chi è interessato? Prima di tutto l'Ansaldo, poi la Fiat e poi la Pirelli e poi tutta una serie di altre aziende. Dice, ma è possibile che una fabbrica? Sì, perché l'Ansaldo acquistava carbone e acciaio dall'Inghilterra, trasformava, perché aveva la capacità di trasformare fino alle materie prime, fino all'uso finale, e forniva gli eserciti in guerra, sia francesi che austriaci. E naturalmente la cosa andava bene. Facessero la guerra, noi vendiamo, siamo a posto. Ma l'evoluzione della tecnologia negli altri paesi che erano direttamente interessati al conflitto portava a un investimento nelle proprie aziende e naturalmente le nostre restavano indietro tecnologicamente. Quindi c'era la scoperta delle bombe strap, quelle che esplodono, c'è l'uso dei gas, c'è l'uso del lanciafiamme, c'è la creazione dei carri armati, eccetera. L'Italia restava fuori, quindi perde i clienti. Allora l'Ansaldo emette azioni e vengono interamente acquistati dai francesi, i quali dicono: se tu vuoi ancora produrre, noi siamo disposti a finanziarti, però ci vuole l'intervento. E allora si compra. Il Corriere della Sera, che era per la triplice alleanza, piano piano, nei vari articoli del Tempo, nell'arco di 3 mesi, cambia direttamente la prospettiva, diciamo, la sua così, posizione di neutralità, diventa un interventista. E così via di seguito. La gente, quelli che hanno un minimo di cultura, si convincono e la guerra comincia. Ma i soldati non hanno nessuno spirito di patria. E quando la guerra finisce è una tragedia. È una tragedia perché i soldati che tornano dal fronte vengono beffeggiati dalla gente. Cosa sei andato a fare al fronte? Questi erano eroi che venivano, nonostante avessero rischiato la vita e che fossero morti, non erano sufficientemente gratificati di tutto lo sforzo che erano stati obbligati a fare. E allora bisogna creare l'amore di patria. L'amore di patria storicamente nasce alla fine della guerra, soprattutto dopo la disfatta di Caporetto, perché nasce una diffusione del senso patrio e allora la gente comincia a capire perché va al fronte. Prima non l'aveva capito con Cadorna, con Diaz sì, Diaz riesce a creare un movimento ideologico che la gente che sta al fronte finalmente capisce perché è lì e si fa ammazzare. E diventa anche più eroe, si espone molto di più e sono doppiamente eroi. Ma poi bisogna creare l'eroe e allora dobbiamo creare il grande monumento al Milite Ignoto, come se prima erano... Il Milite Ignoto non si sa mica se è austriaco, se è italiano, se è prussiano o se è francese, e hanno trovato un corpo, volutamente hanno preso un corpo che ormai non aveva più nessuna identità, era il soldato ideale ed è stata una bella cosa.
ma è stata anche sfruttata poi dalla politica, e questa è la cosa più negativa. E questo, diciamo, che porta a una guerra che finisce e che ha demolito l'economia dell'Italia, e che cadrà, normalmente cade sulla schiena di tutti gli italiani. E lì comincia quella che avrebbe dovuto essere la rivoluzione socialista e comunista, perché nel frattempo era nato il comunismo e nel frattempo c'era tutta una rivalità. La chiusura di questa vicenda avviene con la marcia su Roma. Nel nostro documentario l'abbiamo già detto, Mussolini si impegna a chiudere la commissione d'inchiesta sulle truffe che hanno fatto durante la Prima Guerra Mondiale. Si calcola che il 30% almeno delle fatture e delle consegne fossero fasulle, oppure addirittura fosse materiale inadeguato alla fornitura. E questo è molto grave, perché erano coinvolte tutte, e la burocrazia si era prestata, per l'ennesima volta, si era prestata al gioco, certo, delle fatturazioni false, delle consegne mai avvenute, cose di questo genere. La Confindustria va da Mussolini: noi accettiamo la marcia su Roma se tu chiudi questa situazione. E lui, da buon, diciamo, uomo di parola, chiuse questa vicenda, ma ne aprì un'altra. E la guerra continuò. Continuò in Abissinia, continuò in Libia, continuò da tutte le altre parti, perché sempre quell'industria, siamo in un'economia, nel XX c'è un'economia di guerra, cosa che oggi non conosciamo e non riteniamo neanche indispensabile, un'economia di guerra perché era quella che sosteneva il partito. Perché è facile dire se è tutta colpa di Mussolini, è facile dire tutta colpa di Hitler, ma tutti gli altri che ci stavano sotto oggi non emergono, per cui non possiamo capire dalla storia niente se non riusciamo a capire la storia nel suo contesto storico e i meccanismi che hanno portato certi uomini a creare conflitti inutili e dannosi. Giustamente lei diceva, professor Merigliano, che oggi c'è l'Europa. Non è l'Europa che tutti vorremmo, però ci proviamo a metterle insieme, perché è l'unica strada, perché questo genocidio che durava da millenni, ricordiamoci, noi abbiamo avuto in Europa la guerra dei 100 anni, la guerra dei 30 anni, abbiamo avuto delle situazioni inimmaginabili, e l'ultima guerra mondiale, speriamo che sia effettivamente l'ultima, faccia sì che l'Europa si metta insieme, perché l'unione fa la forza. Non è la forza della singola nazione contro le altre, ma la forza di tutti e la condivisione anche di quelli che non sono europei. Certo, e noi adesso chiudiamo questa nostra parte dedicata alla ricorrenza storica proponendovi un breve brano di un film, di un famoso film che si intitola Uomini contro, con Gianmaria Volonté, forse qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo, che racconta molto bene quello che era il clima al fronte, come dire, in prima linea, quali erano anche i rapporti appunto tra i soldati. Vediamo questo filmato, poi però andiamo in pubblicità e rientriamo, quindi per i telespettatori tra poco inizieremo a parlare anche del nuovo polo della salute di Padova, tra poco. E io le ordino di uscire ugualmente, e subito. Se lei mi dà un ordine, io non posso fare nient'altro che eseguirlo. Tienilo per mio ricordo. Vuole o non vuole dare l'ordine di intervenire? Signor no. Va applicato l'articolo 92, decimazione. Io non ho fatto niente! Non voglio morire! Non voglio! I soldati romani vincevano grazie alle corazze. Soldato italiano, non si fa
uccidere così! Tornate indietro! Basta! Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame! Avanti! Avanti! Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spariamo là! 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 Faccia sparare sul disertore! Sparate sul disertore! Tirate fuori un uomo ogni 10! In questo momento in faccia al nemico! Io sono arbitro della vita e della morte dei soldati posti sotto il mio comando! Insomma, esegue o non esegue l'ordine che l'ho dato! Signor no! Lei è un pazzo!